Io resto al sud, una conferenza di presentazione di questo incentivo oggi a Naro, ecco quali sono le opportunità che offre il bando? Allora, noi oggi siamo stati invitati da Massimiliano Arena della Casa dei Contemplativi qui a Naro per presenziare a questo incontro, per approfondire la tematica dell'incentivo Resta al Sud, che secondo noi è un incentivo molto valido e che può dare l'opportunità a tanti giovani sia di restare al sud o anche di ritornare al sud, perché è un incentivo che può essere richiesto anche da chi appunto ha trasferito la propria residenza fuori e vuole ritornare, quindi per avviare un'attività imprenditoriale qui al mezzogiorno. Ecco, cosa prevedono magari le agevolazioni brevemente? Sì, allora è un'agevolazione che prevede un finanziamento del 35% a fondo perduto e un 65% del programma di spesa che viene invece restituito al finanziamento bancario, quindi è previsto un contributo in conto interessi, quindi il soggetto richiedente non paga gli interessi ma deve soltanto restituire la quota capitale, è un importo massimo di 200.000 euro di spesa finanziabile. Voi come BCC chiaramente, a parte che siete presenti anche a Naro, offrite la consulenza relativa? Assolutamente, per qualsiasi informazione o per qualsiasi chiarimento sulla misura noi siamo a disposizione presso le nostre filiali Agrigento, Grotte, Fontanelle e anche qui a Naro. Tra i relatori dell'iniziativa anche il ragioniere Toni Verde, sostanzialmente quali sono le opportunità offerte? La misura dà la possibilità ai soggetti che hanno un'età fino a 45 anni, oltretutto diciamo età che è stata aumentata proprio con l'ultima finanziaria, perché prima il limite d'età era di 35 anni, di poter intraprendere delle iniziative di natura artigianale, di natura dei servizi e anche quest'anno di natura professionale. Per cui a questi soggetti richiedenti viene riconosciuto per un investimento massimo di 50.000 euro per soggetto singolo, di 200.000 euro per soggetto costituito sotto forma di società, un contributo a fondo perduto del 35% più il finanziamento bancario che poi ha anche un tasso agevolato del 65%. In più viene riconosciuta una garanzia dell'80% del finanziamento da parte del fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, cosa che è molto importante perché riesce a superare quegli ostacoli che generalmente le persone che non hanno reddito o non hanno una posizione patrimoniale particolare riesce a superare le difficoltà di carattere bancario. Bellissima esperienza questa sera che noi abbiamo ospitato qua a Casa Contemplativa, intanto grazie alla BCC Agrigentina che ha accettato il nostro invito, al professore Laporta, alla dottoressa Anna Limblici, ma anche al ragioniere Toni Verde che hanno accolto questo nostro invito che voleva far conoscere questo prodotto. Una serata riuscitissima, molta partecipazione di persone da un po' tanti comuni, non solo da Naro, quindi Casa Contemplativa vuole essere questo punto di riferimento non solo artistico, culturale, sociale, ma anche imprenditoriale, magari per ridare un nuovo vigore, la nuova verve a questa terra che va man mano morendo, quindi speriamo che questo incentivo possa dare l'opportunità a tantissimi di restare al sud e chi può tornare al sud.